Io ho, grazie a Dio, grazie all'Italia, che ho permesso di soggiorno indeterminato, però come tanti anni che passati, ormai lasciato nel senso lavoriamo qua, abito qua da tanti anni, vado ogni tanto per famiglia e adesso arriverà la famiglia pure qua, devo lavorare sempre qua e mi piace stare e rimanere qui in Italia. Mohammed Salem ha 45 anni e viene da Punjab in Pakistan, vive in Italia da quasi 20 anni e ha iniziato a richiedere la cittadinanza quasi 2 anni fa, un percorso lungo e tortuoso che ha deciso di affrontare spinto dalla voglia di dare un futuro ai suoi 5 figli, che spera di portare in Italia attraverso il ricongiungimento familiare. Speriamo, se Dio vuole, l'ho fatta la richiesta, che devono crescere qua, si studiano qua e come io sto bene qua e anche il loro futuro, future per loro speriamo sarà meglio. Oramai Italia per me è il secondo paese. È seconda casa? Sì, sì, seconda casa, lavoro proprio qua, mi sento proprio come la casa mia in Pakistan. Assad Ali ha 36 anni e vive in Italia da 15. Si è appena sposato in Pakistan, una celebrazione durata 7 giorni e poi è dovuto tornare al suo lavoro. Entrambi vendono bigiotteria e dicono di non aver lasciato il loro paese, ma di essere stati obbligati a trovare un posto dove lavorare. Sia Mohammed che Ali sono in regola, hanno aperto la partita IVA, hanno una casa e pagano le tasse. Entrambi vivono la solitudine della lontananza. Primi anni era difficile, ora ormai abituato. Sì, Sì. Quindi per lavoro, se non lavoriamo non facciamo niente. Eppure ci sono delle difficoltà burocratiche che rendono la richiesta di cittadinanza difficile, non solo i 10 anni di attesa. Ambasciata italiana, quella che sta in Pakistan. È difficile avere sì, documenti, anche visti. Problema di appuntamenti. 1 anno, 2 anni, 3 anni che gente aspettano, poi i documenti scadono. Il reperimento dei documenti e poi i tempi per gli appuntamenti con l'ambasciata italiana in Pakistan rendono tutto difficile. La richiesta ha una scadenza che spesso non coincide con i tempi pakistani, così ci si ritrova spesso a dover rifare tutto dall'inizio. Ai 10 anni di attesa si sommano quelli per la richiesta. Lunga o breve dipende dal governo. Quelle che loro vogliono, devo rispettare le leggi e le procuro tutti i fogli quelle che si serve. Eppure loro non si lasciano scoraggiare, la posta sul tavolo è molto alta. Già sono cittadini, se avrò io passaporto, pure loro avranno. Poi anche devo lavorare qua, qualche attività, quindi quando avrò la cittadinanza, lavoro più facile.